Schiavonia rischia la riduzione dell'attività e di conseguenza aumento delle liste d'attesa e servizi a rischio per la popolazione della Bassa Padovana. L'allarme è stato lanciato dal sindacato CISL Funzione Pubblica che ha protestato davanti all'ospedale che per primo si è scontrato con il Covid nel febbraio del 2020. Il sindacato chiede alla regione che la riduzione dei costi della sanità e le spese sostenute per il Covid non ricadano sui lavoratori che da mesi sono in prima linea. Non è accettabile che dopo 2 anni dall'inizio della pandemia siano sufficienti l'apertura di 20 posti letto Covid per andare a rischio di chiusura dell'ospedale o riduzione dei servizi. Serve personale integrativo, non si può chiedere sempre ai lavoratori di lavorare in più, sempre extra per reperibilità, per la copertura delle vaccinazioni, rientri dalle ferie, rientri dai riposi. Dopo 2 anni è una vergogna. Noi abbiamo bisogno di personale all'interno di questa struttura per garantire una qualità dell'assistenza. Non possiamo essere sempre a rischio di chiusura, nel rispetto dei lavoratori e di tutti i cittadini della Bassa Padovana. Servono nuove assunzioni alla luce dei circa 200 sanitari Novax sospesi ed altrettanti lavoratori che attualmente sono in maternità, malattia o aspettativa.